Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Quella di oggi è l'ultima puntata per questa stagione qui del nostro salotto di Sette Sera, poi vi terremo compagnia per tutta l'estate con le repliche. Le nuovissime puntate torneranno invece a settembre. Allora, per quest'ultima puntata ho pensato di sfogliare insieme a voi le pagine della cronaca, dell'attualità, per arrivare poi a parlare fin di spettacolo e di gossip. Parleremo di tutto questo insieme a Laura Bozzi, direttore responsabile di Vero. Buonasera. Buonasera, buonasera Bentornata a tutti. Da noi, Laura. Grazie, grazie a voi. Allora, sei carichissima, piena di notizie? Carichissima, come sempre, come sempre. Allora, senti, iniziamo con un qualche cosa che ti ha vista proprio protagonista, un piccolo dibattito sull'utilità e la necessità dei giornali che parlano di frivolezze, di gossip, di spettacolo in un momento così di crisi. Alcuni si sono chiesti se effettivamente vengono comprati, effettivamente servono. Dimmi la tua che poi anch'io dico la mia, posso? Esatto. Guarda, io ci tengo a ribadire un concetto fondamentale, cioè che i cosiddetti settimanali familiari come Vero, che è quello che poi dirigo io, non trattano in maniera, voglio dire, approfondita di politica, economia, dei temi della crisi, li trattano in maniera, se vuoi, più superficiale, che non significa in maniera frivola o non andando ad analizzare invece quali sono i problemi nostri del paese. Nascono con l'intento di portare un po' di allegria nelle famiglie, un po' di allegria sotto l'ombrellone, quindi io ricevo tantissimi complimenti e anche ovviamente, come è giusto che sia poi, qualche detrattore che invece dice: ma come, voi parlate di Belen, parlate degli amori di Corona o comunque di cronaca rosa in un momento dove di fatto l'Italia è in crisi. È anche vero però che questi giornali diciamo, sono formati da giornalisti, da grafici, da fotografi, da fotolitisti, da stampatori, tutta gente che poi di fatto mangia, certo, e dà da mangiare alle proprie famiglie grazie anche a questi giornali. Quindi insomma io dico, prima di accusarci di voglio dire, fare dei giornali frivoli in un momento dove bisognerebbe invece parlare di temi più seri, a parte che non nasciamo con l'intento di dare un giornale serio inteso come trattare solo fatti di politica, cronaca o economia, perché certo, non è lo stile del giornale. L'intento è dichiarato da subito. Il giornale è un settimanale familiare che tratta cronaca, cronaca rosa, gossip, spettacolo, interviste ai personaggi della televisione, quindi è un, diciamo così, un insieme di argomenti che poi noi, con i quali cerchiamo di tenere compagnia ai lettori che ci comprano. Certo. Ecco, per quindi cui poi ha riassunto anche tanti posti veramente di lavoro, però c'è anche da dire una cosa che è quella che io penso quando tante volte trovo le puntate ideali di Sette Sera, tante volte, soprattutto quando il periodo è veramente critico, pensare a qualcos'altro, qualcosa di più leggero, qualcosa che fa fare un sorriso, qualcosa che ti fa dire ma come vorrei essere nei suoi panni, oppure beata lei che ha qualcos'altro a cui pensare. Brava. Tante volte può aiutare, può portare quel respiro di sollievo. Esatto. Nascono proprio con quell'intento, cioè strappare un sorriso, puoi magari rilassarti quando sei a casa, quando sei dal parrucchiere, quando vai sotto l'ombrellone, cioè le situazioni sono le più disparate, certo, e l'obiettivo è quello, non è un obiettivo diverso, non vuole impartire lezioni, o altrimenti faremo magari un quotidiano che tratta, certo, prevalentemente notizie di cronache politiche. Assolutamente. Allora, per fare un esempio di come trattate voi, per esempio la politica, per far capire bene qual è la posizione, qual è il messaggio, appunto, nessuna lezione, una piccola presa di posizione, una piccola comunicazione di quella che è la parte di informazione che date voi. Per esempio la politica, cosa sta succedendo? Abbiamo la Grecia che ha dovuto decidere se stare o non stare nell'euro. Per esempio un settimanale come lo tratta? Esatto, questo? Un settimanale tratta, parte ovviamente dalla notizia, quindi dal dare i dati delle elezioni, quello che è successo in Grecia, cercare poi di spiegare, anche lì è importante, con dei termini semplici, quello che ovviamente è utile al lettore nostro. Certo. Quindi noi non facciamo un giornale internazionale, facciamo un giornale che viene venduto in Italia, quindi si affronta la crisi greca, ma la si affronta con le eventuali ripercussioni che può avere qui da noi in Italia, quindi a livello economico, a livello politico. Quanto ci costerà fondamentalmente. Quanto ci costerà, esatto, se dovesse uscire o non uscire, quando c'è stato tutto il dibattito sull'eventuale uscita della Grecia, noi l'abbiamo affrontato in quella chiave, cioè se la Grecia domani uscisse dall'Europa, questo a noi cosa comporta? Comporta insomma un esborso maggiore di denaro oppure no? Da quel punto di vista, senza scendere poi nel prendere una posizione, perché
non essendo un giornale politico, noi Esatto, trattiamo non- il fatto così com'è. Esatto, benissimo. Allora, chiarita questa posizione che era assolutamente fondamentale, andiamo Esatto. avanti e entriamo un po' invece nel vivo di quelle che sono le notizie, Le notizie. della settimana. Diamo prima di tutto i voti? Su e Facciamo giù. così, su e giù. I famosi su e giù. Sì. Allora, questa settimana abbiamo su Paul McCartney, che compie 70 anni, 70 quindi anni. un mito della musica internazionale che non sembra volersi arrestare, Sì. e anche a Eva Longoria, che ha deciso di laurearsi, quindi non più Bravissima. casalinga disperata, casalinga laureata. Noi abbiamo anche un'intervista fatta su Vero proprio a lei, che racconta delle sue esperienze, della sua voglia comunque di mettersi una laurea nel cassetto, che non si sa mai, E male ce la non sta fa. facendo, Esatto. è vicina ormai. Invece pollice verso, ahimè, per due italiani. Giù abbiamo Renzo Bossi, Su Facebook su ha detto Facebook cose ha che non doveva diffamato dire. un collega leghista e quindi non può beccarsi che il giù, e anche Massimo Ceccherini, che per una volta insomma, è stato beccato al ticcio per le strade di Firenze, quindi insomma diciamo che dobbiamo Che, dargli giù. ahimè, esatto, non si doveva fare No. vedere in quelle condizioni, ma neanche ritrovarci in quelle No, condizioni. esatto, Non va bene, esatto. non è Anche stato perché un è buon personaggio esempio. comune, come al solito, e quelli personaggi famosi, Sì. al contrario, sono maggiormente riconoscibili. Quindi, Esatto, insomma. per cui, ahimè, quando le fanno grosse Esatto. non gliele si può No. passare. Senti un po', allora andiamo oltre, vediamo qualche cosa che sta facendo pensare molto gli italiani. Allora, il lavoro in questo momento è molto difficile, è difficile da trovare, è difficile da sostenere, è difficile da portare avanti, ovviamente porta stress, però stiamo importando da altri paesi una tecnica che si chiama downshifting, un fenomeno. Un fenomeno che significa fare praticamente un passo indietro. Ecco, Ovvero, allora, parte tutto ovviamente dal perseguimento di quelli che sono sogni, obiettivi, obiettivi nella vita, no? Quindi se oltre al lavoro che noi abbiamo coltiviamo delle passioni, non è detto che quelle passioni non possano diventare invece un punto di forza, quindi significa magari lasciare una carriera avviata che però non dà le soddisfazioni sperate, lasciare una carriera che a volte in realtà è in bilico, perché come dicevi tu il momento non è facile, quindi siamo in piena crisi, non è neanche detto che quella carriera sia destinata purtroppo ahimè a durare, per lanciarsi in qualche altra avventura professionale che magari sia anche meno prestigiosa se vuoi, però che dia invece soddisfazioni maggiori dal punto di vista diciamo così, personale, anche economico, perché poi non è che è detto che il fare un passo indietro vuol dire rinunciare, diciamo così, anche a uno Certo. stipendio, perché poi ovviamente si parte da quello, non dico nulla di nuovo se ovviamente dobbiamo mangiare tutti, quindi si parte sempre da quello, per cui quello aiuta, diciamo così. Legato a quello, infatti, avevamo pubblicato anche un servizio di due ragazzi giovanissimi, poco Sì. più che trentenni, che hanno deciso di aprire una filanda, che è una di quelle cose che forse non si sentono più neanche che non si nominare. sentono neanche più, per cui tu dici mi lancio in questa nuova avventura professionale che è di fatto scomparsa, perché giovani trentenni poi che fanno la filanda credo che si contino sulle dita di una mano. Però loro hanno avuto fortuna, vuoi per una serie di combinazioni di fattori, hanno avuto fortuna. Bene, Anche bene. perché se pensi che il lavoro qui in Italia non lo trovano neanche i figli d'arte, i cosiddetti figli esatto. d'arte. Chissà invece appunto se con questo downshifting, facendo un passo indietro, cercando un ruolo meno importante, facendo quello che si vuole veramente, si riscoprono le proprie tradizioni, Esatto. chissà, magari può pagare. In tempo di crisi è tutto un po' difficile, ma Però magari... non è detto che non si riesca invece a trovare uno sbocco proprio puntando Esatto. sulle passioni, quello sì. Prendendo spunto da questi due ragazzi. Laura, allora facciamo così, adesso mandiamo un pochino di pubblicità, però tu resti qua, ci raggiungono un ragazzo e una ragazza veramente bellissimi, noi li Beh, metteremo allora... un po' sotto torchio, poi però andremo con loro anche ad analizzare il mondo dello spettacolo e poi tutto il gossip dell'estate. Ci Beh, portiamo siamo avanti? A tra pochissimo.